Ciao, oggi vi proponiamo la prima parte del video racconto tratto dal libro Malaterra di Giuseppe Graceffa. Un libro ambientato nella Sicilia del recente passato e che narra splendide storie siciliane tratte da fatti realmente accaduti. Buona videolettura. E ogni volta Totò cercava di rassicurarla, asserendo che Don Ciccio era una persona per bene e onesta e che a lui, essendo un suo cliente assiduo, non gli conveniva fregarlo. Ma la donna, che quasi piangeva quando riempiva le ceste con il suo grano, non sentiva ragioni e continuava a ripetergli di stare attento, fino a quando poi non si metteva a pregare la Madonna e tutti i santi, accompagnando con la sua litania il marito che caricava le ceste sul mulo. Totò sorrise pensando alla moglie. Era una brava donna che non gli dava quasi mai fastidi. Era onesta e lavoratrice, anche se forse pregava un po' troppo. Ci vollero quasi 2 ore prima che arrivasse al mulino, e quando si fermò accanto alla struttura di pietra, gli venne incontro Don Ciccio che, abbagliato dalla luce del sole, per un attimo non lo aveva riconosciuto. Totò scese dal mulo con un po' di fatica, accolto dal padrone del mulino. «Totò, come andiamo?» gli chiese tendendogli la mano. «Baciamo le mani, Don Ciccio», rispose il contadino stringendogli la mano a sua volta. «Carmeluzzo, Turiddu!» gridò poi l'uomo rivolto a 2 ragazzi che immediatamente uscirono dal mulino correndo. «Scaricate le ceste di Totò e non appena avete finito quella partita, macinate subito il suo frumento». Don Ciccio prese Totò a braccetto e lo spinse verso l'interno. «Vieni, Totò, leviamoci dal sole e pigliamoci un bicchiere di vino, quello buono però. No, quello che bevete in paese che fa cacare i porci».